Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo della mascherina, la domanda, cioè il tema di questa micropillola è attirare amicizie premianti, e cioè alcune volte ci rendiamo conto che siamo circondati da amicizie che ci portano della negatività e vogliamo trasformare questo stato negativo in stato positivo, e in questo caso qui delle amicizie interessanti. Quindi la prima cosa che facciamo è usiamo questo circuito, questo quadrante radiostesico per la valutazione, mettiamo qui nel nostro cerchietto il nostro testimone, che in questo caso qui sarà la nostra fotografia, e col pendolino chiediamo se questo percorso, questo trattamento funzionerà nella nostra situazione. Quindi prendiamo il pendolino, vi ricordo che può essere qualsiasi cosa, il testimone, una fotografia, un pezzo di capelli, un'unghietta, uno scritto con il nostro nome e cognome e data di nascita, o un batuffolo imbevuto con la nostra saliva, e vediamo che il pendolino ci dice di sì. Questo strumento radiostesico e radionico funzionerà con questo testimone. Vedete, il pendolino ci dice di sì. Quindi passiamo al prossimo quadrante radiostesico. Quindi noi in questo caso qui sappiamo che questo quadrante radiostesico per la valutazione possiamo scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org. Bene, e adesso usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento. Vedete? Eccolo qui. Prendiamo sempre il nostro pendolino e vediamo, mettiamo il nostro testimone qua e vediamo come si comporterà questo trattamento con noi, e vediamo che sarà molto favorevole. Vedete? Bene, qui ci deve sempre essere il testimone. Bene cari amici, fatto questo togliamo il testimone e chiediamo per quanto tempo. Vedete il quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora, mettiamo qui il nostro testimone, prendiamo il nostro pendolino e chiediamo per quante ore, e il pendolino ci dice, vedete, almeno 5 ore. Vedete? Perfetto. Fatto questo, sappiamo che la valutazione e il trattamento sarà molto favorevole. Dobbiamo lasciare nel primo circuito radionico, che vi farò vedere ora, almeno 5 ore il nostro testimone, che non è questo, ma che è questo qua. E voilà. Bene, questo circuito radionico, vedete, lo trovate nel sito del capitano.altervista o nel canale o nel gruppo Facebook di Illegare Marietto Veneziano. Qui ci mettete il testimone, prendete il pendolino e lo raggruppiamo. Questo circuito radionico serve per trasformare le amicizie negative o tutto ciò che è negativo in positivo. Quindi mettete il testimone nel centro del circuito e fate roteare in senso orario il pendolino fin quando non finisce, oppure per 21 giri. Vedete cari amici? Bene, finita questa operazione, chiaramente io finisco prima per il semplice fatto che è un'operazione didattica, questa qui è una pillola didattica. Prendete la vostra macchina radionica, la posizionate in un posto sicuro, sopra un armadio, sopra un tavolo, dentro un cassetto col testimone. Cercate di non far mai uscire il testimone nello spostamento, e lo lasciate per almeno 5 ore. Dopodiché il testimone, cosa dovete fare? Dopo le 5 ore prendiamo il prossimo circuito radionico, eccolo qua, che potete sempre trovare nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Illegare Marietto Veneziano. Vedete? Prendete questo circuito radionico, posizionate il vostro testimone, e in più dovete fare questa operazione. Dovete scrivere un foglietto con scritto: avvicina amicizie performanti, amicizie buone, amicizie premianti.
quindi lasciate qui il testimone che avete lavorato precedentemente con gli altri circuiti, con l'altro circuito radionico che avete lasciato per 5 ore, in modo che tagli le situazioni negative e le trasformi positive. Usiamo questo circuito radionico dell'Aleph, mettiamo il testimone, in più il foglietto con scritto avvicinare amicizie premianti, amicizie positive. Poi prendiamo il nostro pendolino e raggruppiamo, vedete? Raggruppiamo, qui ci deve essere sempre il foglietto col testimone, vedete? Lo facciamo roteare fin quando il pendolino non si ferma. Io adesso lo fermo prima per il semplice fatto che è una pillola didattica. Adesso a questo punto cosa facciamo? A questo punto prendiamo il nostro quadrante circuito radionico, come vedete, e lo posizioniamo in un posto sicuro fin quando non otteniamo il risultato. Quindi se noi abbiamo delle amicizie che ci annoiano, avremo lavorato prima con il circuito radionico per trasformare le situazioni da negativa a positiva, e più con questo circuito radionico dell'Aleph, con su il testimone e la scritta di avvicinamento amicizie premianti, sicuramente la situazione nell'arco del tempo che la radionica riuscirà a lavorare sicuramente trasformerà queste situazioni in negative e positive, avvicinandoci a amicizie interessanti. Bene, cari amici, anche qui il vostro Marietto Veneziano ha finito questa pillola molto breve. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legata Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!